realizzazione del vigneto vicino all'asilo a Vittorio infiamma il dibattito dopo il vertice in prefettura con i produttori, l'appello del governatore Zaia, mai più impianti vicino a scuole e abitazioni. Intanto a Vittorio è sempre più guerra dopo il primo stop del comune, i proprietari del campo annunciano ricorso al TAR e una denuncia penale al sindaco, il primo cittadino va avanti, nuova ordinanza per togliere tutto. Domani il voto per le primarie del PD nella Marca, 69 seggi aperti dalle 8 alle 20 per scegliere la nuova guida tra Zingaretti, Martina e Giachetti. Parte dalla Marca la ricerca di una rinascita di Forza Italia in Veneto, a Santa Lucia di Piave a convegno Azzurri e non per riportare al partito l'esercito di liste civiche che governano gran parte dei comuni. Un incendio di vaste proporzioni ha danneggiato nel pomeriggio di oggi un capannone di un'azienda agricola a San Zenone degli Ezzelini, diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro. Cinquantenne commesso in un outlet di Mogliano denunciato dai carabinieri, in casa sua trovati 10.000 euro di vestiti e profumi rubati nel corso dei mesi dal suo negozio. Dopo i numerosi episodi di aggressione, presto per gli autisti della MOM potrebbero arrivare corsi di autodifesa personale. Alta velocità e impennate costate carissime a un ragazzo, a un minorenne studente fermato dalla polizia locale di Treviso. Da giorni rombava con la moto vicino alla scuola, 710 euro di multa. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre parlando di Prosecco e parlando di vigneti e coltivazioni, perché se da una parte continua la battaglia, lo vedremo fra poco, dell'asilo e dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto contro l'azienda che ha realizzato un impianto a pochi metri dalla scuola materna. Oggi c'è da registrare la presa di posizione del governatore del Veneto, Luca Zaia, su questo tema, ma anche quella di Coldiretti sulla richiesta del prefetto di maggiori controlli sui trattamenti. Il primo servizio. Evitate di fare progetti imprenditoriali comprando magari dei terreni, dico per quelli del futuro, comprando magari terreni vicino agli asili, vicino alle scuole, vicino agli edifici pubblici o vicino alle case. Penso che questa sia già una regola, non è che voglio far deprezzare i terreni vicino agli immobili e agli edifici, però è pur vero che vicino agli edifici, se vuoi mettersi un vigneto, quantomeno deve essere biologico al 100%. Chiaro il messaggio al mondo del Prosecco, che è bene ricordarlo, al momento è il motore economico del primario e non solo nella Marca. Ma come è successo nel passato per i capannoni durante il periodo d'oro dell'industrializzazione, il pericolo sta nell'impatto della produzione con il resto del territorio. Ormai la sensibilità è alta da parte dei cittadini, giustamente, quindi bisogna affrontare il tema con i regolamenti comunali che sono deputati a stabilire le regole. Regole e buonsenso, sottolinea il Presidente dei Veneti, per un prodotto che dobbiamo rendere inattaccabile. Ecco perché vicende come quella di San Giacomo offrono il fianco a chi ci critica dall'estero, puntando a denigrare e quindi a deprezzare il nostro prodotto, vincente in tutti i mercati mondiali. Ed ecco perché richieste come quella del prefetto di Treviso ai produttori per maggiori controlli su utilizzo e ricaduta dei trattamenti non possono che essere condivisi in pieno da tutta la categoria. Il nostro settore è uno dei settori, insomma, che effettivamente a livello europeo è più all'avanguardia sulla sostenibilità. Quindi... Insomma, non avete paura? No, non abbiamo paura, siamo disponibili al confronto e anzi la collaborazione con le istituzioni è importantissima proprio perché dobbiamo cercare di salvaguardare in primis le aziende stesse nostre, i produttori e il prodotto e poi quindi i consumatori finali. Ma il futuro del Prosecco è soprattutto sostenibilità ambientale con forti investimenti nel biologico. Un prodotto premiato dai consumatori, considerando che nell'ultimo Vinitaly il biologico ha conquistato un 30% in più di tutto il mercato mondiale. Ed è in questa prospettiva che la Regione ha stanziato 13 milioni di euro per la ristrutturazione dei vigneti veneti. Ben venga che ci siano dei fondi per aiutare imprese che comunque ricordo che tuttora hanno investito moltissimo sulla sostenibilità, anche rispetto, insomma, guardandomi intorno a quello che succede in giro per il mondo. La polemica di questi giorni nasce, come sappiamo, dal caso di San Giacomo di Veglia, quindi a Vittorio Veneto, la guerra con i genitori che appunto hanno segnalato per primi la presenza della realizzazione del vigneto vicino alla scuola materna. Allora, qual è il punto della situazione su questa che sta diventando una vera e propria guerra? L'abbiamo fatto il punto della situazione direttamente sul campo di San Giacomo a Vittorio Veneto, dove abbiamo incontrato il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Sentiamo.
Oltre al ricorso al TAR citeranno il sottoscritto anche in sede penale. Ora siamo arrivati alla guerra di carte bollate ad alzo zero per il campo di Prosecco a confine con l'asilo di San Giacomo di Vittorio Veneto, con dato di sindaco che rischia del suo e della sua fedina penale. Segnali di una storia nata male che rischia di finire peggio, perché oltretutto non c'è dialogo tra le parti. Qual è l'ultimo contatto che lei ha avuto? Credo una quindicina di giorni fa, quando ho proposto appunto la permuta a tempo con l'aviosuperficie, mi aspettavo una risposta, sono passati una ventina di giorni circa, non li ho più sentiti. Una trattativa intavolata specifica, il sindaco sempre solo con i mediatori dei proprietari che di mestiere fanno tutt'altro che vignaioli. Imprenditori che hanno acquistato l'area all'asta da un fallimento e dopo aver scoperto che non potevano edificare hanno optato per il Prosecco. E forse sta anche qui la causa del muro contro muro con comune e genitori dell'asilo. L'esperienza magari avrebbe suggerito barbatelle più distanti dall'edificio e una sempre meno striminzita difesa dei trattamenti per un vigneto che forse poteva già essere annunciato come biologico. Intanto la vicenda è già diventata polemica politica, con il sindaco che risponde alle critiche dell'opposizione. Sindaco, ma insomma lei è un superficiale con questa storia del Prosecco? Beh, assolutamente no. Abbiamo fatto, ben prima che cominciassero i lavori di piantumazione, una diffida e anche un'ordinanza. Evidentemente di questo non è a conoscenza, evidentemente non vive Vittorio Veneto. Poi oggi c'è stata una presa di posizione addirittura del governatore. Nettissima, direi, che smentisce platealmente il suo forse compagno di partito da re. Ma al di là della politica la domanda d'obbligo è la seguente. Direi che queste schegge impazzite, perché così le ha definite anche il prefetto, questi danneggiano i veri, i bravi, i bravissimi, gli ottimi produttori di Prosecco che abbiamo nel territorio, perché qui non è solo questione di norma, è questione anche di sensibilità, e questa manca del tutto evidentemente in questo caso. Una battaglia evidentemente destinata a continuare, sarà invece battaglia di voto quella domani per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico in tutta Italia. Ovviamente anche nella Marca si va al voto per le primarie del PD, sono 69 i seggi nella Marca, 461 in Veneto. È fondamentale esserci, diamo tutti il nostro contributo a costruire l'alternativa a Lega e 5 Stelle. Dimostriamo che il Partito Democratico c'è e ha una gran voglia di rimettersi in cammino, accanto a giovani, ai più deboli, a chi non vede prospettive di riscatto, a chi sogna un futuro più giusto e dignitoso. Gazebo aperti dalle 8 alle 20, il PD trevigiano è pronto per la chiamata alle urne nei 69 seggi allestiti nella Marca per le primarie del partito. 3 i candidati alla segreteria, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Alle primarie dei singoli circoli, tenutesi nel mese di gennaio, ha vinto Zingaretti con il 48,6%. Proposta di Nicola Zingaretti, che è stata anche quella che ha prevalso all'interno dei circoli sia in questa provincia sia a livello nazionale, è quella che consente di andare avanti, di segnare una nuova stagione, di dare un'alternativa vera a questo governo. Io credo che non rinnegando quello che è stato fatto, ma semplicemente scegliendo di correggere i nostri errori, imparando dai nostri errori, noi possiamo riuscire a dare un'alternativa giusta e credibile a questo Paese. L'ex ministro Martina, nei circoli della Marca, si è piazzato al secondo posto con il 37% dei voti. Ora i sostenitori della sua mozione sperano nel sorpasso. Stiamo a sostegno della posizione di Martina perché ci pare che la sua proposta sia quella più inclusiva e quella che allarga di più il campo. Il Partito Democratico, proprio per la situazione che stiamo vivendo in Italia e in Europa, ha bisogno di allargarsi, di allargare i propri limiti, il proprio perimetro, e Martina penso che abbia già iniziato e possa continuare a svolgere proprio questo lavoro di ampliamento e di espansione del partito. Meno big del partito, ma tanti semplici militanti nella mozione che fa capo a Roberto Giachetti e Anna Ascani. Se si vanno a vedere i programmi delle altre due mozioni troveremo che c'è chi dice vogliamo cambiare il Partito Democratico, altri dicono vogliamo andare oltre il Partito Democratico. La mozione Giachetti dice facciamo nascere finalmente il Partito Democratico, quindi andiamo al di là di quelle che sono state le lotte intestine fra correnti e facciamo nascere finalmente un progetto che guardi al futuro. Per tutti l'importante è andare a votare e soprattutto, una volta che il nuovo segretario sarà eletto, far sì che sia davvero il segretario di tutti. Per esprimere la propria preferenza ci si deve presentare al seggio muniti di documento d'identità, tessera elettorale e contributo di 2 euro.
E poi c'è il centrodestra e oggi l'incontro con sindaci e amministratori locali organizzato questa mattina dal parlamentare di Forza Italia Raffaele Baratto all'ex Filanda di Santa Lucia di Piave. Veterani e volti nuovi della politica convocati per il rilancio del partito. È partita da Santa Lucia la rifondazione di Forza Italia nella Marca, che punta a riportare ai partiti l'esercito di liste civiche che governano gran parte dei comuni. Possiamo dire che è un po' una rifondazione di Forza Italia in locale? Forza Italia c'è all'interno di un centrodestra forte, all'interno di un centrodestra dove ci siano anche dei civici. Tanti i volti protagonisti a vario titolo delle amministrazioni locali di ieri e di oggi, che hanno ascoltato gli interventi, a partire dal coordinatore regionale degli Azzurri Veneti, che li ha apostrofati così. Il nostro obiettivo non è solo criticare quello che il governo sta facendo, è dire cosa facciamo noi in alternativa per migliorare la situazione attuale, che risposte vogliamo dare ai cittadini veneti, ai cittadini che noi rappresentiamo. Che Forza Italia punti a distinguersi dalla Lega alleata nei territori ma nemica a Roma lo si capisce dagli applausi durante gli interventi, ma anche nella presenza di quello che passerà alla storia come l'eretico del Carroccio, Giuseppe Covere. Secondo me chi vuol far parte di quest'area, io sono qua per commentare questa idea, deve avere un'idea chiara sull'Europa e sull'euro. Io la ho. Pensiamo di mettere in discussione l'Unione Europea che ci ha garantito quasi 80 anni di pace, signori, io non ci sto. Nei diversi interventi, oltre al risveglio dell'orgoglio politico, è più volte alleggiata la nostalgia per la balena bianca come modello di aggregazione delle liste civiche. Credo che mai come in questo periodo ci sia necessità di coalizioni territoriali, facciano sì che le comunità locali diventino quel luogo favorevole all'impresa come è stato fatto nel passato. Lei è un sindaco espressione di civica pura, cosa ci fa in questa che potremmo definire quasi la rifondazione di Forza Italia? Sicuramente è un movimento che parte con dei presupposti giusti, da capire poi come potrà essere un'eventuale evoluzione. Messaggi a tutta la politica trevigiana da questa mattinata e in particolare alla Lega, sia a Roma che a Treviso. Forza Italia non è succubo a nessuno, Forza Italia è un buon alleato dove si governa bene, Forza Italia non può essere un buon alleato dove non si vuole governare bene. La cronaca adesso a partire dal vasto incendio che ha danneggiato nel pomeriggio di oggi un capannone di un'azienda agricola a San Zenone degli Ezzelini. Le fiamme hanno avuto facile presa sul fieno e la paglia che erano stoccati nello stabile, come vediamo nelle immagini. Per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo con diverse squadre intervenute da Castelfranco, Montebelluna ed Asolo. E adesso la vicenda di un 50enne veneziano che è stato denunciato per aver rubato sul posto di lavoro e lavorava all'outlet Coin di Mogliano. L'hanno fermato i carabinieri all'uscita dal posto di lavoro, sorprendendolo con alcuni capi d'abbigliamento appena sottratti all'outlet Coin a Zerman di Mogliano Veneto. Il dipendente, un 50enne veneziano che lavora come commesso nell'esercizio commerciale, aveva rubato vestiti per un valore di circa 200 euro. Ma non finisce qui, perché quando i militari sono entrati nella sua abitazione per la perquisizione hanno trovato un vero e proprio magazzino di merce rubata, decine di scatoloni con capi d'abbigliamento, ma non solo. Il commesso nei giorni precedenti ha sottratto anche profumi, prodotti per il corpo ed altri generi per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Tutta la refurtiva è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai magazzini Coin. A segnalare il dipendente sospetto ai carabinieri erano stati i responsabili del punto vendita, allarmati dai continui ammanchi di merce nell'esercizio commerciale. I carabinieri hanno subito avviato l'indagine, conclusasi ieri sera, quando il 50enne è stato fermato al termine del turno di lavoro. Il commesso è stato denunciato per furto aggravato, da vedere poi quali saranno le conseguenze per il suo posto di lavoro. Non sono mancate neanche ultimamente nelle cronache i casi di violenza, ancora una volta sugli autisti degli autobus, del trasporto pubblico urbano, ma per gli autisti della MOM ci sono novità in arrivo. Sentiamo.
Insultati, offesi, presi a sputi, quando va male anche picchiati. L'ultimo episodio lunedì sera a Candelù di Maserata a bordo di un bus della Barzi. A finire all'ospedale l'autista preso a calci e pugni da dei giovani che aveva redarguito dopo che si erano accesi uno spinello, ma la settimana prima era toccato ad un altro autista della MOM minacciato con una bottiglia e preso a sputi da un ubriaco. Dal clamoroso accerchiamento in via Roma dell'autunno di 5 anni fa non si contano le aggressioni nei confronti di autisti del servizio di trasporto pubblico locale, fenomeno allarmante al quale MOM sta cercando di porre rimedio. Questo sicuramente è un problema importante che ci sta a cuore anche a tutte le aziende di trasporto, perché la cosa non è solo di Treviso ma è generalizzata. Noi faremo degli investimenti anche sulla formazione del personale, abbiamo dei sistemi tecnologici che permettono di avvisare in tempo reale anche le forze dell'ordine, quindi stiamo lavorando proprio per eliminare, se possibile, questa difficoltà. Dalle telecamere sui bus ai vigilantes fino ora ai corsi di autodifesa per gli autisti che verranno organizzati non appena arriverà l'ok di questura e prefettura. In sinergia con il prefetto e questore faremo ovviamente i dovuti accertamenti e i dovuti corsi di autodifesa. Alta velocità e impennate gli sono costate carissime. Stamane è stato fermato dalla polizia locale di Treviso un motociclista che da giorni era solito transitare a velocità sostenuta impennando in sella la sua moto da enduro nei pressi delle scuole Carrer di via Sant'Antonino, in concomitanza con l'ingresso degli alunni. Dopo alcune segnalazioni giunte al comando di polizia locale, nella prima mattinata di oggi gli agenti si sono appostati in corrispondenza del sottopassaggio della tangenziale per cogliere sul fatto il motociclista. La pattuglia ha iniziato a seguire il Centauro che è arrivato, procedeva sempre impennando per almeno 800 metri lungo la strada del Mozzato. Quanto è stato possibile fermarne la corsa, gli agenti della polizia locale hanno potuto identificare il conducente, che è uno studente minorenne dell'istituto Giorgio. Al ragazzo sono state contestate violazioni per 710 euro, velocità, rumori molesti, mancanza di dispositivi obbligatori, modifica delle caratteristiche costruttive del motociclo, con ritiro della carta di circolazione e fermo del veicolo per 60 giorni. E restiamo in città adesso. Il futuro dell'area di Piazza Borsa, con il futuro trasloco poi della Camera di Commercio alla cittadella delle istituzioni. Il Comune ha le idee chiare sul futuro, è chiara quindi dal Comune anche l'indicazione al Presidente Pozza. Il Comune di Treviso che idea ha per il futuro di questo palazzo nel cuore della città? Assolutamente non deve diventare un buco nero. Per una volta si parte da ciò che non deve diventare il palazzo simbolo di Piazza Borsa, una volta che la Camera di Commercio migrerà alla Piani. E non è cosa da poco, considerando che al momento Treviso è ancora piena dei desiderata rimasti tali e di strutture nel frattempo diventate fantasmi edilizi. Non c'è ancora il piano di recupero, ma appare chiaro come la vocazione sarà in gran parte commerciale. Negozi ai piani e soprattutto a ridosso della sala contrattazioni, l'unica che potrebbe rimanere tale anche per volontà di Cassugana nella ristrutturazione generale. Credo sia importante che almeno il salone espositivo possa mantenere una vocazione simile, quindi di esposizione, di possibilità di scambi, di idee, di merci, di valorizzazione del nostro tessuto territoriale. Credo anche che sia importante che quell'elemento nella sua riqualificazione possa diventare un elemento di valore aggiunto per quell'area e per tutta la città. Pregiatissimi gli spazi che sovrastano quella che potrebbe diventare la piazzetta coperta del primo centro commerciale entro le mura cittadine, che per i piani superiori, oggi uffici e presidenza, si arricchirebbe di studi professionali, ma anche l'ultimo piano di abitazioni signorili, pare anche con solarium e piscina sopraelevata. Idee al momento comunque condivise tra sindaco e presidente camerale. Il sindaco tiene naturalmente costantemente i contatti con gli altri rappresentanti territoriali, quindi certamente i nostri contatti sono continui, sono certamente approfonditi e il Comune avrà modo di confrontarsi su quelle che saranno le idee di Piazza della Borsa. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. La fabbrica dell'aria si chiama così, il progetto di Asco Trade che prevede la piantumazione di migliaia di alberi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Stamane a Morgano messe a dimora 800 piantine che costituiranno il primo bosco urbano. Metti un po' di terriccio. Bravo Eri! Bravissimo, un altro po'.
800 alberelli tra aceri campestri, carpini, roverelle e olmi, piantati in un'area comunale a 2 passi dalla rotonda di Badoere. Prende il via così nella Marca, nel territorio di Morgano, il progetto Fabbrica dell'Aria, promosso da Ascotrade nell'ambito di una più vasta iniziativa che prevede la messa a dimora di migliaia di alberi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Avevamo annunciato alla Fiera di Rimini la piantumazione di 800 alberi a Morgano, la promessa è stata mantenuta. Oggi siamo qua con i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie e quindi la seconda tappa del nostro progetto è arrivata nel Veneto. Il progetto terminerà nel 2020 con altri 1000 alberi e dunque alla fine avremo 5.000 alberi di Ascotrade che formeranno la Fabbrica dell'Aria. Una festa per la comunità alla quale hanno preso parte gli alunni delle scuole elementari e medie di Morgano, coinvolti in prima persona nella piantumazione degli alberelli nell'ambito di un progetto che contribuirà a recuperare un'area per i cittadini. Quest'area verrà disegnata non solo dalla cittadinanza ma anche dai bambini e potremo vederla nascere con parchi giochi, con una serie di percorsi, piste ciclabili che qui come Comune di Morgano abbiamo adottato come missione innanzitutto per dare valore alla mobilità lenta e a un turismo di carattere ambientale. Forse molti di voi non lo sanno, ma oggi in America è il No Phone Day, il giorno in cui per un giorno si cerca di essere disconnessi completamente da smartphone, computer, eccetera. Allora ci siamo chiesti, abbiamo chiesto anche se una giornata così, queste 24 ore di disconnessione sono fattibili. Sentiamo. Oggi, il 2 marzo, negli Stati Uniti è stato istituito il No Phone Day, la giornata nazionale della disconnessione. E dopo 10 anni l'iniziativa cerca di espandersi anche in Europa, ma a quanto pare nessuno lo sa. No, non sapevo di questa giornata, sinceramente. Restare senza telefonino per 24 ore è davvero difficile. Lei quanto lo usa al giorno? 2 orette e mezza, 3. Cioè, uso soprattutto il telefono per parlare con i miei amici e per organizzarmi ad uscire, ma sempre anche per guardare cavolate. Qualche ora, 3 ore ogni giorno. Si sta esagerando secondo lei? Sì, stiamo esagerando perché c'è meno comunicazione, tante volte ci capita che usciamo e stiamo con il cellulare e non parliamo più. Il telefono è sempre acceso? Sì, sempre sì, a meno che non si scarichi, se no sì, è sempre acceso, pure di notte. Circa 3 ore al giorno, principalmente per navigare sui social o scrivere con i miei amici. I genitori vi controllano? No, non mi controllano spesso anche perché si fidano di me, quindi... La giornata è un primo passo per riportare in primo piano non solo il fenomeno dell'abuso dell'utilizzo degli smartphone, quanto l'influenza che questi dispositivi stanno avendo sulle nostre vite. Per questo imparare a disconnettersi anche per poche ore può essere importante. Noi che apparteniamo alla classe 77 o comunque siamo cresciuti negli anni 80 non avevamo smartphone, non avevamo niente e ci divertivamo lo stesso, vivevamo lo stesso. Da una recente ricerca inoltre non è un problema solo per gli adolescenti, gli adulti over 55 italiani sono tra i più connessi del globo, il 75% di loro si collega a internet più volte al giorno. Ossessioni generate dal web che danno ancora più valore alla necessità di staccare la spina nel senso letterale dell'affermazione, o almeno di provare a farlo per un giorno, magari proprio oggi. Sì, forse potrebbe essere una soluzione anche per far capire appunto che dobbiamo usarli consapevolmente. C'è ancora tempo se volete farlo, disconnettersi fino alle 24, insomma, almeno rispettando quello che è il giorno, diciamo, del No Phone Day. Dalla tecnologia passiamo invece alla tradizione, la tradizione che si rinnova in queste ore è quella del Batar Marso. È un rito che si ripete da secoli e che fa parte della nostra cultura e non solo contadina. È il Batar Marso che nella Pedemontana trevigiana si fa così. Un vero e proprio rito che inizia con il levar del sole utilizzando i campanacci che solitamente sono al collo degli animali in stalla. Niente bambini, pentole o barattoli, ma un vero e proprio concerto preludio della presenza della mandria che arriverà nei pascoli d'estate. Suoni per risvegliare la natura, stimolando la crescita dell'erba fresca essenziale per le mucche dopo un inverno di foraggio secco. Solo che i tempi cambiano e anche all'officiante di questo rito pagano arrivano richieste ma anche proteste proprio per far crescere o meno l'erba. Mi voglio solo i campanelli per ir sull'erba. E chi che va, chi che va là, i volisti erano tutti lì
In un'epoca fatta di conferme digitali, l'uomo che canta con i campanelli al primo sorgere del sole di primavera segna il nostro continuo bisogno di una fede che ci porti al di là di un quotidiano fatto troppe volte di crudeli realtà verso il sogno di una vita forse più semplice ma sicuramente più in sintonia con il nostro universo. Sì. E con le campane della tradizione si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione ancora dominante, non cambia dunque il tempo sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone. Sarà soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime molto miti comprese tra 11 e 17 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo, il sole sarà protagonista di questa prima domenica di marzo e il cielo si presenterà poco nuvoloso, salvo per qualche innocuo addensamento, specie al mattino. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime gradevoli comprese tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato infatti anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime piacevoli intorno ai 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.